Dal Fatto Quotidiano una notizia shock: le cosche vibonesi preparerebbero un attentato per uccidere Nicola Gratteri. Processo bis per l'alluvione di Vibo del 2006, tutti assolti i 14 imputati. Sempre più difficile la situazione dei rifiuti in Calabria e l'europarlamentare Ferrara investe l'Europa del problema. Il sindaco di Diamante, Ernesto Magorno, mette in campo misure per garantire vacanze sicure. Il riconoscimento premia il lavoro fatto dalle amministrazioni locali, sarà un'estate colorata di blu. Il Cosenza agguanta il Trapani nell'ultimo lampo di gara, il Crotone non va oltre il pari ad Ascoli. Buonasera dalla redazione del TG10. Dunque pronto un piano per uccidere il procuratore antimafia di Catanzaro Nicola Gratteri, e quanto riporta oggi il Fatto Quotidiano. I particolari del piano in una lettera anonima ai carabinieri, indaga la Procura di Salerno. Le cosche vibonesi preparerebbero un attentato per superare la protezione della scorta, lo scrive oggi il Fatto Quotidiano, rivelando le nuove minacce al procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri. Ci sarebbe una lettera anonima indirizzata alla compagnia dei carabinieri di Lago Negro, missiva che svelerebbe il progetto criminale nei confronti del procuratore antimafia. In particolare sarebbe stata la cosca Mancuso di Limbadi ad incaricare un sicario per portare a termine il piano. Nella lettera sarebbe indicato anche il nome del killer e il paese di residenza, Belvedere Marittimo nel Cosentino. La lettera è stata già trasmessa alla Procura di Salerno, competente per le indagini che riguardano i magistrati del distretto di Corte d'Appello di Catanzaro. Tra qualche settimana al via il processo delle cosche vibonesi decapitati nell'operazione Rinascita Scott. Il Ministero della Giustizia si è costituito parte civile attraverso l'Avvocatura dello Stato, chiedendo 5 milioni di risarcimento danni nel processo Genesi istruito dalla DDA di Salerno e in corso nella città campana, che vede imputati Marco Petrini, ex giudice della Corte d'Appello di Catanzaro ed ex presidente della Commissione Tributaria Provinciale, accusato di corruzione aggravata. Insieme a Petrini sono imputati nel processo l'avvocato Francesco Saracco ed Emilio Santoro, detto Mario, considerato il trade union tra il magistrato e i suoi corruttori. L'alluvione di Vibo, tutti assolti, 14 imputati, la sentenza emessa questa mattina dal Tribunale di Vibo a pochi giorni dal 14° anniversario del tragico evento. Era il 3 luglio del 2006, il territorio di Vibo fu flagellato dall'alluvione che costò la vita a 3 persone, tra cui un bimbo di 16 mesi, e causò danni per milioni di euro. In 3 ore caddero 199 mm di pioggia, quantità che generalmente cade in un mese. Quell'evento, che provocò morte e devastazione, lasciò profonde ferite sul territorio. I torrenti esondarono, l'acqua mista a fango e detriti invase rapidamente il centro e la zona marina di Vibo. A pochi giorni dal 14° anniversario di quel tragico evento, il Tribunale di Vibo ha prosciolto dalle accuse gli amministratori locali, i dirigenti e i privati cittadini coinvolti nell'inchiesta scaturita dopo la calamità, 14 in tutto. Tutti assolti. Si conclude dunque così il processo bis, la sentenza pronunciata stamani. 10 erano state le richieste di condanne avanzate dalla Procura, 4 invece le richieste di assoluzione. Disastro colposo, il reato contestato. Quelli di omicidio colposo ed omissione di atti d'ufficio invece erano stati dichiarati prescritti nel 2016. Dopo i mesi di lockdown è necessario tornare alla terapia in presenza, è quanto chiedono i genitori dei piccoli che frequentano i centri di Contrada, Lecco e Serraspiga a Cosenza. L'appello delle mamme di Gaia all'ASP. Terapia in presenza è quanto chiedono i genitori dei bimbi con disabilità all'azienda sanitaria provinciale di Cosenza. In una lunga lettera appello, le mamme di Gaia per i bambini e le bambine di Contrada Lecco e Serraspiga sollecitano la possibilità di trovare una location idonea alla ripresa in sicurezza delle attività. Bambini invisibili durante il lockdown, dicono madri e padri che lottano per quello che dovrebbe essere scontato, ossia il diritto alla
salute dei loro figli. Noi ci chiediamo dove andranno i nostri bambini, chi si piglia le responsabilità di una terapia che deve essere necessariamente continuativa e che non lo può essere, perché non tutti i bambini hanno accettato la terapia in remoto, c'è chi l'ha rifiutata, c'è chi ha avuto delle resistenze. Io ricordo che i nostri bambini sono tutti beneficiari di una 104 articolo 3,3, quindi con disabilità certificata e riconosciuta. E hanno disabilità ad ampio spettro, passiamo dalle disabilità motorie alle disabilità mentali alle disabilità sensoriali. Ciascuno di loro ha un modo di approcciarsi alla terapia. Fondamentale è la presenza della terapista. L'ASP ci deve rispondere quando e come riprendere in sicurezza queste terapie. Ospedale dell'Annunziata di Cosenza ha bocciato l'atto aziendale definito una farsa dal dottor Rodolfo Gualtieri, segretario aziendale della CISL Medici. Il sindacato boccia l'atto aziendale dell'ospedale di Cosenza. Per un'azienda sanitaria l'atto aziendale dovrebbe delineare obiettivi e modalità per raggiungerli, ma per la CISL il nuovo documento è una farsa. Non si sentiva il bisogno di questo nuovo documento perché non ha modificato in nessun modo quella che è l'offerta nei confronti dei cittadini, né da un punto di vista quantitativo né da un punto di vista qualitativo. È risultato in pratica solo ed esclusivamente uno spostamento fra strutture e un cambio di denominazione, una creazione di qualche cosa di cui non si sentiva la necessità, c'è un dipartimento in più, qualche struttura complessa che è diventata dipartimentale e per il resto nulla, per cui non se ne capisce proprio, non se ne capiva già al momento dell'approvazione proprio dell'atto. Ancora di più quando è intervenuta questa nuova delibera del 24 giugno che risulta come integrativa. Integrativa non è, perché nell'integrazione in pratica come unica operazione veramente importante è questo spostamento della banca degli occhi dalla struttura di oculistica, dove è sempre stata fin dal 94-95 mi pare, portata in un altro dipartimento al di fuori di quello dove sta oculistica. Per il resto solo cambi di denominazione, di strutture già previste. Sempre più difficile la situazione dei rifiuti in Calabria e così l'europarlamentare Laura Ferrara investe l'Europa del problema. Strade invase dalla spazzatura, raccolta a rilento, l'emergenza rifiuti che si registra in Calabria preoccupa, situazione particolarmente difficile a Reggio Calabria e così l'europarlamentare dei 5 Stelle Laura Ferrara porta la questione in Commissione europea. All'origine di questa ennesima emergenza sarebbe il deficit impiantistico di trattamento e di smaltimento dei rifiuti in Calabria e su questo attendo una risposta dalla Commissione europea che è stata già interrogata a maggio scorso. Pesa sulle criticità di Reggio la decisione della Regione Calabria di sospendere il conferimento al sito privato di trattamento e smaltimento rifiuti di Crotone e dall'altro lato la Regione accusa la città metropolitana di ritardi nell'attivazione degli impianti in capo al lato di Reggio Calabria. In questo rimpallo di responsabilità si sta creando un notevole disagio per gli abitanti non soltanto di Reggio Calabria ma dell'intera provincia che chiaramente con i primi caldi si ritrovano montagne di rifiuti depositati ovunque. Ho chiesto alla Commissione europea quali misure siano state adottate dalla Regione Calabria e dalla città metropolitana di Reggio al fine di porre concretamente una fine a tale situazione emergenziale e ho chiesto anche se ritiene ipotizzabile una visita ispettiva. Come Movimento 5 Stelle più volte negli anni abbiamo avanzato proposte per il superamento dell'emergenza. Ora anche Bruxelles attende entro il 5 luglio le modifiche al piano regionale dei rifiuti. Un piano che deve prevedere necessariamente il superamento della discarica così come previsto dalle normative europee in materia ambientale. Torniamo alla cronaca, le mani dell''ndrangheta sugli hotel e resort in Liguria. L'operazione della polizia postale ha portato a 4 arresti. Non posso venire,
tengo famiglia, non posso venire a parlare nell'aprile del 2018 dell'impossibilità di presentarsi all'assemblea dei soci dopo le minacce ricevute. È una delle vittime delle estorsioni, socio della società proprietaria dell'hotel del Golfo Ligure in provincia di Savona, finito in mano all''ndrangheta. A tenere sotto scacco l'uomo e sua moglie Alfonso Pio, arrestato questa mattina con altre 3 persone. Alfonso Pio, 52 anni, figlio di Domenico Pio, boss del clan dell''ndrangheta di Desio in provincia di Monza, arrestato nella maxi inchiesta Infinito del 2010, sarebbe diventato il padrone dell'hotel savonese. Il 52enne avrebbe imposto che la compagna soggiornasse gratuitamente in una suite a lei riservata. L'indagine condotta dalla polizia postale. Ad Alfonso Pio viene contestata l'estorsione aggravata con il metodo mafioso, perché insieme ad un altro degli arrestati, Omar Petrocca, attraverso le intimidazioni avrebbe costretto i soci della Comfort Hotel e Resort SRL a consegnare allo stesso Petrocca i certificati cartacei attestanti la titolarità delle quote della società per, si legge nell'ordinanza, ottenere il controllo di quest'ultima. Alfonso Pio, cugino di Candeloro Pio, anche lui arrestato nella maxi inchiesta Infinito di 10 anni fa, avrebbe fatto valere la sua appartenenza all''ndrangheta per imporsi sulle vittime. Documentati anche episodi violenti. Nel giugno del 2018 uno dei dipendenti dell'hotel sarebbe stato minacciato di morte, picchiato e costretto a consegnare il denaro in cassa. Gli aggiornamenti sul coronavirus. Proviene dal Vibonese il nuovo caso positivo che si è registrato in Calabria nelle ultime 24 ore. Nuovo caso di coronavirus nelle ultime 24 ore in Calabria. Si tratta di un uomo di Pizzo nel Vibonese rientrato dalla Svizzera nei giorni scorsi. Il dato contenuto nel consueto bollettino della regione. Nel dettaglio, in Calabria ad oggi sono stati effettuati 93.060 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.181, una in più rispetto a ieri. Quelle negative sono 90.638. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: a Catanzaro uno in reparto, uno in isolamento domiciliare, 182 guariti, 33 deceduti. A Cosenza 2 in isolamento domiciliare, 432 guariti, 34 deceduti. A Reggio Calabria 2 in reparto, 17 in isolamento domiciliare, 255 guariti e 19 deceduti. A Crotone 1 in isolamento domiciliare, 112 guariti e 6 deceduti. A Vibo Valentia 1 in reparto, 2 in isolamento domiciliare, 76 guariti e 5 deceduti. Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 8.109. Parliamo di vacanze. Tra poco sul terreno cosentino e non solo arriveranno turisti e vacanzieri. Il sindaco di Diamante, Ernesto Magorno, ha emesso un'ordinanza per quanto riguarda gli arrivi nel suo comune e le seconde case. Il turismo in Calabria al tempo del Covid sul Tirreno Cosentino, lo ha detto nei giorni scorsi anche l'ASP di Cosenza, bisognerà gestire l'arrivo di oltre 45.000 persone fra rientri e turisti per le vacanze estive. E allora che si fa? Il sindaco di Diamante, Ernesto Magorno, che all'inizio della fase 2 ha emesso un'ordinanza a dir poco restrittiva, si dice preoccupato. A noi non viene comunicato chi arriva, io non so chi rientra nella mia città, lo so anche perché io poi esercito un controllo attraverso una serie di meccanismi che ho creato, però il controllo che poi dovrebbe avere anche una conseguenza nell'intervento, nel tampone, in tutto quello che dovrebbe essere lo scudo sanitario, non mi pare che ancora sia stato messo in campo. E questo rappresenta un pericolo, perché guardi, lo dico anche a chi mi ascolta, noi in Calabria il Covid lo abbiamo avuto di ritorno, per la gente che è ritornato l'8 settembre, io l'ho definito l'8 settembre, l'8 marzo del 2020. Ora siamo a un 8 settembre giornaliero, quotidiano, nel sud e anche nella nostra regione. E io sono molto preoccupato perché se ci dovesse essere una ripresa del fenomeno della pandemia e della riaggressione del Covid-19, mi pare che potremmo essere in pericolo. Ecco perché assumere atteggiamenti responsabili, lo dico soprattutto ai giovani. Negli Stati Uniti in questo momento i più colpiti sono i ragazzi. Ecco, io lo dico soprattutto ai ragazzi.
io spesso passo per essere definito un sindaco sceriffo, uno che non ama la movida. Io credo che in questo momento noi dobbiamo rispettare le regole e fare la movida, andare nei locali, ma farlo in sicurezza. Nella Perla del Tirreno, città dei murales, il primo cittadino ha parlato di vacanze sicure, ma non solo per l'emergenza sanitaria in atto, ma dettando regole precise per le cosiddette seconde case, chiarendo sull'obbligo di registrazione e sui metri quadri da occupare. La legge. È una legge che è intervenuta nel 1975 e che prevede che nelle unità abitative ci si può stare in proporzione ai metri quadrati che si posseggono o che si fittano. Ma mi pare che non ci sia nessuno scandalo da questo punto di vista. Vi è più, in un momento come questo bisogna rispettare le norme igienico-sanitarie, che sono assolutamente legate alle abitazioni, soprattutto in un comune come il nostro dove ci sono 2200 seconde case, quindi anche i servizi sono in proporzione alle unità abitative, ma per come le unità abitative possono essere abitate. Cioè, voglio spiegare, se Diamante, ecco la crisi di alcuni comuni calabresi, se in una casa di 30 metri quadrati, perché purtroppo li abbiamo, ci stanno in 6 anziché al massimo in 3 e moltiplichiamo tutto questo per le unità abitative, per le case e così via, è evidente che i servizi non possono esserci, non può reggere il sistema delle fognature, non può reggere il sistema della spazzatura, non può reggere il sistema della raccolta, non può reggere un sistema organizzativo che ha i suoi parametri su alcuni numeri, non sui numeri delle case, ma sui numeri dei cittadini o dei proprietari delle seconde case che possono abitare nelle case. L'Alto Ionio Cosentino si fregia quest'anno di ben 4 bandiere blu. L'estate in Calabria sta entrando nel vivo, i turisti stanno arrivando, le prenotazioni sono soddisfacenti e le misure di sicurezza anti-Covid sono state messe a punto. La Calabria ha tante suggestioni da offrire, dagli antichi borghi, custodi di una storia millenaria, ai parchi, dall'enogastronomia tipica ai tanti attrattori culturali. E poi c'è il mare, oltre 800 km di costa e 14 comuni a cui è stato conferito il prestigioso riconoscimento della bandiera blu 2020. Tra questi spicca l'Alto Ionio Cosentino, dove in circa 35 km di costa ben 4 realtà, Rocca Imperiale, Roseto Capospulico, Trebisacce e Villa Piana, sono state insignite della bandiera blu. Il risultato penso che premia la Costa Ionica, penso che premi gli amministratori perché sono stati lungimiranti e questa filiera di bandiere blu nell'Alto Ionio Cosentino, lungo la costa di Sibari e dei Tremmiti, penso che costituisca un ottimo attrattore. La nostra speranza è quella che anche altri comuni che ora mancano possano l'anno prossimo avere questo ambito riconoscimento in modo da poter vedere questa filiera di bandiere blu sventolanti lungo tutta la fascia nord della Calabria, che poi prosegue anche per la Basilicata. Per cui insomma siamo contenti di questo risultato, degli sforzi che abbiamo fatto in questi anni, ma soprattutto ci stimola a continuare a lavorare in questa direzione ed essere orgogliosi della propria città. Siamo allo sport, parliamo di calcio. Il Cosenza al San Vito Marulla agguanta il Trapani nell'ultimo lampo di gara, partita che finisce 2-2. Grazie al gol di Asensio nei minuti di recupero che il Cosenza riacciuffa il pari ed evita di essere scavalcato in classifica proprio dal Trapani. Nello scontro diretto con i siciliani la squadra di Occhiuzzi fa 2-2, così come all'andata. Non riesce il tris di successi e i lupi che grazie al punticino conquistato in extremis guardano con fiducia alla gara con l'Ascoli in programma venerdì alle 21 al Marulla. Gioca in maniera contratta il Cosenza in apertura di gara, con gli ospiti che al 19esimo sbloccano il risultato quando il direttore di gara concede questo penalty per una trattenuta di Schiavi. Tragurdò trasforma il tiro dagli 11 metri, poi pochi minuti più tardi la squadra di Castori commette un'ingenuità in area e al 23esimo anche ai lupi viene concesso un rigore per una trattenuta di Pagliarulo ai danni di Schiavi. Ma il Cosenza non ne approfitta e Carnesecchi intuisce la traiettoria parando il tiro dal dischetto di Bruccini.
Cosenza alle corde, quando al 37esimo il Trapani firma il raddoppio con un gran sinistro di Dal Monte. I lupi si organizzano e prima del riposo riescono ad accorciare le distanze con Jaime Baez. Nella ripresa occasioni da una parte e dall'altra, con qualche episodio dubbio come quello di un gol annullato ai lupi per un fuorigioco millimetrico, ma allo scadere arriva la rete che ristabilisce la parità e che fa esplodere di gioia la panchina rossoblù. La squadra deve entrare in campo cercando di fare la gara, come ha sempre fatto, come ha fatto anche oggi. Il primo tempo lo ha fatto e l'ha fatto un po' troppo lento. Prima del gol ho detto non mi piace l'atteggiamento, ho detto in panchina, perché ci stiamo specchiando un po' troppo, perché non riuscivamo a trovare, arrivavamo con lentezza su alcune zone, sapevamo che potevamo far male anche su una loro linea bassa, una squadra che sapevamo che ci aspettava bassi per poi ripartire. È normale se tu costruisci 3+2, alzi i quinti con 3 attaccanti, è normale che poi su degli spazi tra i centrali il loro attaccante andava a attaccare la profondità e ci poteva mettere in difficoltà. Mi piace il fatto che il pensiero di giocare sempre la palla e cercare di giocare, ma si deve fare con più velocità e con più cattiveria, arrivare nelle zone che sappiamo. E il Crotone non va oltre il pari ad Ascoli. Terzo pareggio consecutivo per il Crotone, che allo stadio del Duca non va oltre l'1-1 con l'Ascoli, ma che allunga la striscia di risultati positivi consecutivi a 7. I pitagorici partono subito forte, nonostante il turnover deciso da Stroppa, che butta nella mischia Curado, Barberis, Crociata e Mustacchio. Dopo soli 5 minuti Armenteros colpisce l'esterno della rete sul tiro cross di Mustacchio. È un vero e proprio assedio quello del Crotone, che al 28esimo colpisce anche il palo, sinistro al volo di Messias, palla che carambola su Molina e finisce sul legno dopo la deviazione di Leali. Nonostante il pressing forsennato, la prima frazione di gioco termina a reti inviolate, ma anche nella ripresa gli ospiti fanno la voce grossa e l'Ascoli è costretto a contenere le folate degli avversari. Ancora un palo strozza la gioia del gol a Mustacchio e sulla ribattuta Armenteros viene murato in corner. Al 60esimo arriva il meritato vantaggio del Crotone, firmato Barberis, che direttamente sul calcio di punizione sorprende Leali. L'Ascoli prova a reagire con un colpo di testa di Valentini su corner dalla destra, ma Cordaz intuisce tutto e al 72esimo Simi si divora l'occasione del raddoppio, sprecando da posizione favorevole. Gol sbagliato, gol subito, e il pari dei marchigiani arriva puntuale con l'ex Trotta, che davanti a Cordaz non sbaglia e firma l'1-1. Finisce in parità dunque, con i pitagorici che perdono l'ennesima occasione e vengono agganciati al secondo posto dal Cittadella. È difficile commentarla in negativo, perché comunque è una partita che la squadra l'ha fatta, l'ha meritata, la poteva portare a casa. Ci sono stati degli episodi veramente dubbi nella direzione di gara, però diventa difficile commentarla in negativo, anche se poi l'episodio è un paio di episodi dopo aver fatto gol li abbiamo regalati, poi per il resto cosa devi fare? Una volta che arrivi lì non fai gol e non riesci a buttarla dentro, non riesci a chiudere la partita, questo è il calcio. E adesso le ultime dalla borsa. Chiusura debole per l'Europa? L'Organizzazione Mondiale della Sanità ritiene che il peggio debba ancora arrivare, nonostante i contagi nel mondo abbiano superato i 10 milioni e le vittime siano oltre 500.000. Cauto ottimismo dall'agenda macroeconomica, in particolare il PMI manifatturiero cinese di giugno è salito inaspettatamente a 50,9 da 50,6 di maggio. In mattinata sono stati diffusi anche i dati preliminari di giugno sull'inflazione dell'Eurozona, in rialzo a più 0,3% annuale, e dell'Italia ancora negativa su base annua a meno 0,2%, ma in marginale recupero rispetto a maggio a più 0,1%. Sul versante geopolitico, il Parlamento cinese ha approvato la legislazione sulla sicurezza nazionale di Hong Kong, mossa che ha contribuito ad alimentare le tensioni con gli Stati Uniti. L'amministrazione Trump ha sospeso alcuni benefici commerciali di cui godeva l'ex colonia britannica, che ora rischia di perdere il suo status di hub finanziario globale.
A Piazza Affari il FTSE MIB termina in calo dello 0,4%, sottotono come il FTSE 100 di Londra a meno 0,9%, l'Ibex 35 di Madrid a meno 0,5% e il CAC 40 di Parigi a meno 0,2%, mentre il DAX di Francoforte termina in positivo a più 0,6%. Oltreoceano viaggiano a 2 velocità il Dow Jones, flat, l'S&P 500 a più 0,7% e il Nasdaq a più 1,2%. Sul Forex l'euro-dollaro si attesta a 1,125, mentre il cambio tra biglietto verde e yen risale leggermente a 107,8. Tra le materie prime riducono le perdite le quotazioni del greggio, con il Brent a meno 0,5% a $41,6 e il WTI a meno 0,1% a $39,7 al barile. Sull'obbligazionario lo spread BTP-Bund si riduce a 171 punti base, con il rendimento del decennale italiano in calo all'1,25%. Tornando a Piazza Affari, gli acquisti premiano in particolare STM a più 3%, ben intonata anche FCA a più 1,3%, mentre arretrano soprattutto TIM a meno 3,5% e Poste Italiane a meno 3%. Grazie e buon proseguimento di serata. Prima del meteo un'altra notizia di sport: battendo il Rende per 3-0 il Picerno ha conquistato la permanenza in Serie C Girone C, campionato in cui è approdato nel 2019. La partita dei play-out si è giocata nel pomeriggio nello stadio Viviani di Potenza a porte chiuse, quindi per quanto riguarda il Rende non riesce questo miracolo e quindi il Rende retrocede nei dilettanti. Adesso le previsioni del tempo. Bel tempo con caldo in aumento grazie all'azione dell'anticiclone delle Azzorre, che acquisterà una componente ibrida nordafricana da metà settimana fino alla giornata di venerdì, con temperature che aumenteranno gradualmente, portandosi su valori sopra le medie stagionali. Domani cielo sereno o poco nuvoloso con qualche nuvola in più presente sui rilievi da metà giornata. Temperature stazionarie di qualche grado sopra le medie, specie nelle zone più interne. Passiamo al comportamento di mari e venti. Domani venti deboli al regime di Brezza con mare calmo lo Ionio, tra quasi calmo e poco mosso il Tirreno. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.